Buonasera, ben chiatas con Gnovi, un triestin di 47 anni è stato arrestato dalla polizia postale su ordine dalla procura di Roma per minacciate centinaia di aziende e supermercati di intossiare la roba di mangiare o laghe e domandando un riscatto in criptovaluti per non farlo. L'uomo ha colpito passa 200 aziende alimentari in tutta Europa proprio dall'attività coordinata dalle polizie di Spagna, Germania, Francia, Austria e Svizzera, dunque gli sforzi dall'ordine italiani, ha permesso di individuare l'uomo che era già in affidamento ai servizi sociali per una precedente condanna. Al mandava email anonimi alle vittime, smenacciandis di intossiare i loro prodotti col cianuri e col velen parpantianis, giuntando le email anche dai video, dove che al faceva viodi cemut che Alvarez fat. All'estate dichiarato inammissibile il ricorso in Cassazione di Giosuè Ruotolo, condannata all'ergastolo per gli omicidi di Teresa Costanza e Trifone Ragone. L'uomo di 32 anni, originario di Avellin, è stato giudicato responsabile dai due omicidi succeduti ai 17 di marzo del 2015 a Pordenone. La sentenza è stata data fuori dal Tribunale di Udine, confermata dalla Corte di Assisi e dalla stessa Cassazione. Si scende dunque la vicenda giudiziaria dei due omicidi con Ruotolo che comò al varà di Paiale Ergastolo. Due giovani foresti di minore età sono stati considerati responsabili di almeno dos rapini, una robaria e un'aggressione succeduti a Udine e Legnano nei mesi di aprile e mai passati. I due sono stati individuati dai carabinieri e portati in comunità sotto il controllo dell'autorità giudiziaria. Gli vicende che ormai incontestati sono almeno 5, succeduti dalla stazione dei Corrieri di Udine e dalla località di Mare, con la robaria di un scooter e degli rapini a due giovani dalla stessa età per un po' di tabacco e un smartphone. La decisione di mettere in comunità è stata chiappata dal Tribunale per i minori di Trieste. 9 accuse dal sindaco di Udine, Pietro Fontanini, alle decisioni della zona regionale. Dopo le critiche al programma Io sono FVG, il Prin Cittadin, in diretta su Telefriuli, si lancia quintri da Jens di decentramento regionale. E è una riforma a Miegi, Saldis Fontanini, al covente un'entri al sede in condizioni di fare la sintesi e che rappresenti la popolazione. Il sindaco da quintri anche ai consiglieri regionali dicono che non fanno avonde per il Friuli, ognuno al pensa al proprio piccolo territorio, senza pensare alla vecchia provincia di Udine. Avvegneranno restaurati gli affreschi dal Treginte, dalla vecchia iglesia di San Francesco a Udine, dalla parte dal transetto per un cantiere di passe 40.000 euro. Si lavori sono stati presentati dal Comune di Udine, in tunco le sovrintendenze con la direzione dei lavori. A essi come data saranno gli pitture affresche che mostrano in Annunciazione, la Madonna Sentade, San Cristoforo e Cristi in Scagne. L'assessore alla cultura Fabrizio Cigolotti ha evidenziato che la volontà dal Comune è che di trasformare la vecchia iglesia in una destinazione non solo per i turisti ma anche per gli esperti di arte. La UEB Gesteco Cividat ha guadagnato per secondo anno di fila la finale playoff per tentare la promozione in A2. La squadra ducale ha battuto Nossere il Bergamo in gara 5 per 99-60 davanti a 1500 spettatori. Il record per il Palasport di Vie Perusini e già domenica sarà la volta dalle Giordi, dalla finale quintri dal Vigevano arrivate seconde dal Sogiron. Le primi dos garis si giocheranno a Cividat, dopo la serie si sposterà in Lombardia. E come spazi è la rubrica settimanale di Gnovi Stalmont. E viaggi in questo appuntamento di Gnovis dal Mont, culisse celebrazioni per 30 anni dalla morte di David Maria Turoldo, cominciati a Milan, centri fondamentali dell'attività dal Frari Furlan. La Basilica di San Carli ha ospitato le serate Poesia e Rifare il mondo, con testi di Turoldo e musiche dal pianista e compositore Domenico Clapasson, con l'attore Luciano Bertoli e l'accompagnamento dall'ensemble Soledad Sonora.
L'organizzazione è stata data in carica all'Ente Friuli Palmont in tun col centro di studi pari Dave Maria Turoldo di Coder, con l'Ordine dei Siervs di Marie e col Fogolar Furlan di Milano. E la serata è stata trasmettuta in diretta su YouTube per permettere ai Furlans di tutto il mondo di partecipare. E allora vi dico un toccut. E presenza a Milan il presidente dell'Ente Friuli Palmont, Loris Basso, e il Cini di Udin Fontanini, che l'ha voluto dare ai Fogolars Furlans milanesi il sigillo della città di Udin. Però io ci tengo molto, ringrazio gli amici di Milano che con il costume caratteristico del nostro popolo testimoniano ancora la presenza qui in questa grande città, la città più importante dell'economia in Italia, ancora l'amore, il legame con il Friuli. E per questo io inviterei la Presidente del Fogolar Furlan, noi come amministrazione comunale, in questa sede, in una giornata importante dove ricordiamo padre Davide Maria Turoldo, abbiamo deciso di conferire al Fogolar Furlan di Milano il sigillo della città di Udine. Adesso leggo la motivazione che è scritta per Furlan, poi la tradurrò per chi non comprende la lingua friulana. È una sorpresa meravigliosa, non sapevo di questa cosa. Il Comune di Udine al conferis il sigillo de città al Fogolar Furlan di Milano per grand, costante e qualificato contributo offerto alla diffusione delle lingue, delle culture e dei valori e delle identità furlane e per il rapporto costante e sempre mantenuto dai suoi rappresentanti con la città di Udine e col Friuli. E di Milan si sposti in Argentina, dove il centro Furlan di Santa Fe ha ospitato un avvenimento per memoriare la giornata dell'immigrazione italiana, in cui i Fogolars, anche tante altre nazionalità di ogni parte del mondo, le adis dalla storia e dall'emigrazione. Per l'occasione è stata presentata la mostra personale di Zulma Molaro, pittore di Divignince Furlane, conosciuta per tutte, che ha riguardato la sua infanzia col nonno a Coder. Ieri anche i restanze dal Fogolar Furlan con la presidentessa Susanna Persello. E anche per usgnot alle dutte, vi saltone domani sera, sempre alle snuv mancul vince. Mandi e buone serate.